13 gennaio 2019, domenica notte. Bastano pochi minuti a questo gruppo di 7 ragazzi per seminare una scia di vandalismi nel Salotto Buono di Padova. Piazza dei Signori. Alcuni fanno scudo al compagno che non esita a fare i propri bisogni sotto un portico. Non pago. Il gruppetto se la prende anche con le fioriere della piazza, sradicando letteralmente uno degli alberelli che viene lasciato a terra. Nella loro passeggiata notturna buttano poi a terra un cestino delle immondizie per prendersela con le decorazioni natalizie che ancora illuminano via Dante. La loro corsa finisce dritta dritta in bocca a 2 pattuglie delle volanti della polizia. Gli agenti identificano i ragazzi, tutti adolescenti, uno a 19 anni, 5 17, il più giovane 16 anni appena. I 7 vengono portati in questura, identificati e fotosegnalati. Inizia a quel punto il lavoro certosino della polizia scientifica. Grazie alle immagini delle telecamere, i giovani vengono riconosciuti responsabili della scia di vandalismi in centro. Tutti dovranno rispondere dell'accusa di atti vandalici e sono stati segnalati al comune di Padova, che provvederà a chiedere il risarcimento per i danni provocati. Il gruppetto dovrà pagare sin da subito una sanzione amministrativa di 3.300 euro per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza.